rendere un qualcosa nella vita che sia della loro normalità è quello che noi vogliamo, perché questo è solo un momento che loro passeranno. C'è un prima e un dopo, ma non è vita a sé stante, è un futuro che loro devono cogliere e sapere che è un futuro. Diceva così nel luglio del 2018, inaugurando la Teen Zone, una stanza di svago dedicata ai pazienti oncologici e adolescenti, garantire un futuro grazie alle cure per sconfiggere il tumore. Il professor Giuseppe Basso ha pensato ai suoi piccoli pazienti anche nel giorno in cui se n'è andato, ucciso dalle complicazioni legate al Covid-19. La famiglia dell'ex direttore della clinica di oncoematologia pediatrica di Padova, infatti, rispettando le sue ultime volontà, ha chiesto al posto dei fiori di destinare le offerte ai bambini del reparto. La data dei funerali è stata fissata, verranno celebrati sabato 20 febbraio alle 10:30 nella Basilica di Santa Giustina. È prevista la presenza di tantissime persone e difficilmente la Chiesa, rispettando le norme anti-Covid, riuscirà a contenerle. Nel frattempo continua il cordoglio cittadino. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha già detto che vorrebbe che la nuova pediatria venisse intitolata al professor Basso, mentre l'AIL di Padova intitolerà alla memoria del medico dei bambini una borsa di ricerca per le leucemie.